Sì, cosa pensavate? Cosa pensavate che non ci fossi io? Ci sono! Disgraziati! Come va? Come va? Per la serie! Per la serie te la do io la cura! Parleremo delle diete! Delle diete nel senso che oggi essere grassi è un problema, c'è pieno di gente complessata. Quindi il grasso, se è grasso e anche complessato e non è più simpatico, è rovinato. Il grasso, la persona grassa deve essere simpatica. Il problema esiste fin dall'inizio, che è una cosa che io non ho mai capito. Quando sei piccino, più sei grasso, più sei bello. Quando sei lì, come Peter Ustinov, tutto, guarda che bel bambino, tutto un bramieri da giovane, come hai 13 anni, che pesi come quel bambino lì, guarda che schifo com'è grasso quel bambino lì. Già questo è un dubbio, vieni su già nell'adolescenza con questo complesso della grassezza e ci sono delle trappole, che vi mandano delle trappole pubblicitarie. Ti abbiamo fotografato al mare! Guarda com'eri l'anno scorso! E vedi questo in bikini che sembra un Wüster con dei paracari di cellulite che si tiene così con la benda qua. Vieni nel nostro istituto che ti ridurremo come Edoardo De Filippo. Vieni. Poi ci sono diete incredibili. Le diete, c'è la dieta del fantino, la dieta dell'astronauta, la dieta dell'aliante col fantino, la dieta del pilota dell'Alitalia, che mangi come sull'Alitalia, quindi non mangi niente, dimagrisci per forza. Poi c'è la dieta mangiare davanti allo specchio nudi. Ve lo giuro, hanno pubblicizzato, ti metti nudo e mangi. Secondo loro ti dovresti far schifo. Ti vedi mangiare e non mangi. E c'è stato Demis Russo, quello che ha delle tappezzerie addosso, che è andato e l'hanno arrestato perché mangiava nudo davanti allo specchio, ma in un ristorante. Non bisogna andarci in un ristorante. Ci sono diete incredibili, cliniche che fanno miliardi, ti ricoverano per farti dimagrire, spendi milioni. C'era una clinica vicino a Genova, sulle alture, hanno fatto anche un'intervista, la televisione, sono andati là, hanno intervistato questi qui in questo meraviglioso giardino sopra Portofino. Gli hanno detto, ma lei scusi, da quanto tempo è qui? 20 giorni. E quanto è dimagrito? 15 kg. E ci spieghi questo segreto, di questo drastico dimagramento che è avvenuto? Non c'è nessun segreto questa risposta. Nessun segreto, guarda. Siamo in un paradiso terrestre, c'è un rilassamento psicofisico. Guardi che bel posto, quindi dimagrire viene spontaneo, mi dia un panino che non ce la faccio più. Poi hanno inquadrato degli alberi, di giù, aspetta! Hanno inquadrato degli alberi e sugli alberi c'erano dei segni di morsicature, mangiavano la corteccia. E poi ho fatto vedere, alla sera si riunivano in questa clinica come in una trattoria, no? Come se si mangiasse da bere. Si mettevano davanti a intorno a un tavolo, forchetta e coltello, tovagliolo. E c'era sempre uno che diceva, cosa c'è di primo? Arrivava uno, vuole anche il secondo. No, mi va bene così. Non mangiavano niente. Poi ci sono delle trappole pubblicitarie, dimagrisci dormendo. L'avete mai lette? Vedi la pubblicità, la fotografia di una enorme capelli grassi, letto grasso, tutto grasso, che prende sto infuso e si addormenta con sto infuso, sviene, non si addormenta, sviene, al mattino è un'altra, magra, bionda, oppure guardate, pubblicità pazzesche tipo dimagrisci facendo il bagno con i nostri sali. L'avete mai visto? Metti dei sali? Io ho visto una pubblicità dove c'è questa di nuovo, 2 turine in uno, che entra nella vasca. Entra nella vasca, si versa i sali, si sciacqua, dopo un po' esce che è di nuovo così e si è rimpicciolita anche la vasca. Quindi si trova in un bidet a fare il bagno. Cosa c'è in quei sali lì? Dei piranha ci mettono. E poi, allora ve lo voglio dire io, come bisogna curarsi per dimagrire, perché è una cura. Allora dimagriamo divertendoci.
Col sesso si può dimagrire. Degli insigni psichiatri americani hanno determinato una cura. Il sesso è uno sforzo fisico. Lo sforzo fisico comporta il bruciare delle calorie. Quindi vediamo com'è. Un'ora di abbracci e di tacchinaggi è come mangiare una fetta generosa di budino al cioccolato. È la stessa cosa. 62 minuti di caccia al partner per la camera a falcata media o una battaglia di 2 ore con cuscini di 9 kg, mezzo chilo di gelato. Siamo lì. 7 minuti di sesso auricolare che coinvolga l'orecchio del partner equivale a 6 baci perugina senza la stagnola che dà fastidio ai denti. Poi anche coi baci si può dimagrire, perché ragazzi un bacio impetuoso sono 17 calorie, un bacio sulle palpebre 35 calorie, un bacio al fegato 37 calorie, un bacio al polso 12 calorie, un bacio all'orologio 10 calorie. Poi possiamo dimagrire anche facendo l'amore in posizioni fantastiche, così un po' coreografiche, perché no? Quindi la posizione all'italiana, cioè l'uomo sopra, la donna in cucina, bruci 26 calorie. Poi se vuoi cambiare, fare la posizione all'inglese, che è quella la donna sopra, l'uomo nel ripostiglio, bruci 15 calorie. Se ancora vuoi essere proprio estroso e fare la posizione alla tedesca, che è faccia a faccia ma in letti diversi, sono 48 calorie bruci, e la posizione russa, che è il massimo, cioè la donna sopra, l'uomo a farsi dare il permesso, 56 calorie. Con questa dieta dimagriamo, seguite quello che vi dico. Va bene, estraiamo la massima da Ugo, la bocca della verità. La massima di questa voce è: una mela al giorno leva il medico di torno, ma non la fame. Marco Pannella. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Contro questo sporco grasso ci vuole un solvente. Tergi Tutto, il solvente che sgrassa e pulisce senza risciacquare, perché contiene alcol. Tergi Tutto, il solvente che sgrassa e pulisce senza risciacquare. Tergi Tutto. Oh!